come che ti magni, magna come che ti parli, detti e parole per non desmentegarli. Veneti famosi, città da visitare, besse della natura e ricette da imparare. Appassionati della lingua veneziana e veneta, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Gondola. Chissà quale sarà la parola da indovinare che Leo ci proporrà oggi. Leo? Ciao a tutti da Leo. Allora, dovete dirmi cos'è la traversa in veneziano. Dai canaglia, tocca a te. Allora, cos'è la traversa? Il primo aiuto ci viene da Raise, il secondo aiuto dal Fontego. Cari spettatori, vediamo cosa suggerisce la saggezza popolare veneziana nel proverbio di oggi. E fritto è se come donne, se noise tonde e un poco grassotte, noise buone. Il che vuol dire che la bellezza e la magrezza non vanno sempre di pari passo, ma la vera sensualità sta nella rotondità e nella morbidezza delle curve. Per oggi è tutto. Dopo Raise, il secondo suggerimento ci arriverà dalla ricetta delle sardelle in saur, illustrataci dallo chef Riccardo Alicetto. Salve, sono Riccardo Alicetto, questa sera vi presenterò la ricetta che sono le sarde in saor, una ricetta tipica veneta del veneziano. Gli ingredienti principali saranno le nostre sarde, la cipolla, l'uvetta e i pinoli e l'aceto bianco. Procediamo decapitando e deviscerando le sarde e andando a tagliare la cipolla a julienne in questa maniera. Cerchiamo di tenere un taglio fino e tagliandola in questa maniera qua, ruotandola, avremo una cipolla tagliata molto elegante. Una volta tagliata la nostra cipolla julienne, andremo a sistemarla in una casseruola con dell'olio di semi di girasole possibilmente e una foglia di alloro. Non aggiungeremo l'aceto in questo momento, altrimenti diventerebbero troppo scure e il risultato che vorremmo avere sarà quello di avere una cipolla bianca, quindi l'aceto lo andremo ad aggiungere alla fine. Intanto in un'altra casseruola metteremo dell'olio di semi di girasole sempre a scaldare e portarlo a un punto circa 180 gradi per poter poi friggere le nostre sarde dove le passeremo nella farina. La cipolla la faremo andare a fuoco dolce, così non ingrumisce e non avremo una cipolla che sarà marrone, ma avremo una cipolla bianca. Aggiungiamo un po' di sale, così la cipolla butterà fuori la sua acqua, la sua parte acquosa. Mescoliamo di tanto in tanto da portarla a cottura. Nel frattempo prendiamo le nostre sarde decapitate e deviscerate e le mettiamo nella farina. Le infariniamo. Pepiamo anche un po' le nostre cipolle, meglio sempre avere del pepe da macinare, un vinello. Una volta infarinate le nostre sarde, le prenderemo, batteremo la sarda sui bordi della nostra
della nostra bacinella e andremo a friggerle in olio bollente, mettendole giù delicatamente nell'olio, altrimenti scottiamo. Con una schiumarola che aiutiamo a tenere rimestate, e le portiamo alla doratura che desideriamo, non troppo scure, circa un 3 minuti, non di più. Una volta arrivate a cottura e a doratura, le scogliamo bene dall'olio e le asciugheremo in cartapaglia. Una volta asciugate la nostra cartapaglia le saleremo in questa maniera, ed una volta pronta la nostra cipolla andremo ad aggiungere del vino bianco aggiunto alla fine come prima spiegavo, così rendere la nostra cipolla più bianca. L'uvetta e di pinoli. Mescoliamo insieme tutti i nostri ingredienti e risulterà una cosa cremosa anche. E come vedete la cipolla è bella bianca, non è scura, non è marrone, non è troppo dorata. A questo punto andiamo a comporre. Metteremo sul nostro fondo del piatto o della nostra terrina, quello che avete a casa, della cipolla in saor, e andremo a sistemare le nostre sarde in modo alternato, testa a coda, in questa maniera. E le ricopriremo ancora con del saor, in questa maniera qui. A questo punto completerete il vostro piatto o con dei ciuffi di prezzemolo o con del prezzemolo tritato. È consigliato preparare il piatto almeno 3-4 giorni prima, così il saor prende bene nelle sarde. Allora, vi avevo chiesto cos'era la traversa in veneziano. La traversa è il grembiule. Ciao ciao! Finisce qui il nostro viaggio nella cultura veneziana di ieri e di oggi. Ringrazio Televenezia per l'opportunità, in maniera particolare Maria Stella Donato. E vi saluto nel più veneziano dei modi. Ciao! Questa è la storia del signor intento che dura tanto tempo e mai se destriga. Divo che ti accanta o gusto che ti adiga.